Buon pomeriggio, benvenuti da Filippo Alongi, benvenuti dal campo comunale Piano Maio di Altofonte, benvenuti alla quarta giornata di Allievi Under 16, benvenuti, eccolo qui l'ingresso in campo, dicevo, benvenuti a Real Palermo Newton Caltanissetta, eccole qui le squadre che scendono in campo, comanda la fine il direttore di gara, dall'altro il lato i capitani delle due formazioni, da un lato capitan Stagno della squadra di casa del Real Palermo, dall'altro capitan Carelli della formazione ospite proveniente da Caltanissetta, il new team CL, new team Caltanissetta, e quindi ci siamo, eccolo qui l'ingresso in campo delle squadre, schierate davanti a noi all'altezza della metà campo e siamo quasi ufficialmente pronti per assistere a questa quarta giornata di Allievi Under 16 con il Real Palermo che ha 6 punti in 3 partite, mentre 3 punti in 2 partite per il new team Caltanissetta. Ci siamo, saluto tra i due capitani, confronto con l'arbitro, sorteggio per chi potrà scegliere la parte iniziale su cui cominciare del campo e chi avrà il primo possesso della partita. Sorteggio, guarda l'arbitro. E quindi sembra essere che il team Caltanissetta abbia scelto la zona a sinistra, la metà di sinistra del campo. Oggi una bellissima giornata autunnale, freschetto ma il sole c'è, quanto basta per goderci una gran partita, un pomeriggio, un sabato pomeriggio di calcio. Primo pallone rosso-nero per i padroni di casa, ci siamo. Facciamo partire anche a schermo il tabellino in alto a sinistra dei vostri schermi. Potete ben leggere in alto a sinistra Real Palermo in maglia verde, Newton Caltanissetta in maglia rosa, perdonatemi, errore mio, Newton Caltanissetta in maglia verde. Ora manca poco al fisico di inizio dell'arbitro. Ci siamo, primo pallone rosa-nero, pronto a metterlo in gioco Cutrona. Si può giocare, ufficialmente iniziata questa quarta giornata allievi Under 16 col primo pallone per i padroni di casa Real Palermo. Con il gira dietro, gestione dei ragazzi in maglia rosanera. Ci siamo da una posizione prettamente dentro il campo, in quanto le tribune frontali ai nostri schermi sono inagibili, quindi ci accontenteremo di questa inquadratura. Mentre va in avanti il Real Palermo, vorrebbe impostare per la corsa di Marfia sull'esterno, non riesce ad arrivare, invece sì, riesce a toccare quanto basta per mandarla verso la porta avversaria, ma va largo di poco, incrocia sul secondo palo. Prima vera grande occasione da gara, passa dai piedi del Real Palermo, una grande occasione questa, passa dai piedi di Mattia D'Amico. Enzo, sei sbagliato. Sei sbagliato, sei sbagliato. Torniamo così in diretta, gestione del Real Palermo, palla persa, la trovata per i ragazzi del new team, ora avanti in avanti, Uras tocca in mezzo al campo il 10 Marchese, lui che gestisce, va dalla parte dei compagni ma la perde trovando il recupero avversario, si lotta qui sotto i nostri schermi, vicino a noi.
Gestione del possesso, cercato una deviazione, si accontenta rimessa laterale al Palermo e si può giocare sul lato con una rimessa laterale in maglia rosanero. Si gioca lungolina Marfia. Sul lato vorrebbe lanciare verso la corsa del compagno, l'iniziativa è buona, forse la palla un po' lunga. Buona l'idea di Marfia, da rivedere però le misure del passaggio sarà rinvio al fondo in favore del New Team Caltanissetta. Pronto Abate, andare con rinvio lungo che va sul lato, Abate dal suo giocatore mai numero 40 Tumminelli, si torna dietro nelle retrovie del New Team, palla rimbalzata in avanti, cerca di ritrovarla in mezzo al campo al Palermo, c'è Conè che può andare in recupero, palla che rimbalza via, poi va bene qui Basile, allontana Marfia, riesce a metterla giù, controlla, spara la porta, si gira, guarda l'altro lato, si sposta il compagno, palla che arriva comunque a destinazione, ne esce così il New Team cercando una palla sulla corsa, c'è Stagno che non lascia passare, bene qui in copertura, evita la rimessa laterale, si gioca ancora con la palla tra i piedi dei giocatori ospiti. Di Vita vorrebbe andare, vorrebbe passare. L'ultimo tocco è stato verde e sarà rinvio dal fondo per il Real Palermo, in fondo per Angelo Padogano. Questi sono in panchina per ora, poi te lo dico. Questi due sono in panchina. Che numero ha Daniele? Marfi, che numero ha Daniele? 11. Vabbè. Si può giocare con E. Non la perde, trova Stagno. Ricordo sono due tempi da 40 minuti, in quanto siamo ancora in allievi under 16, due tempi da 40. Qui un buon controllo di Marfia che vorrebbe imbucare per la corsa del compagno, non lo trova. Recupero avversario, palla lanciata in avanti, Stagno in copertura insieme a Conè. Resta ancora verde per il possesso, per il numero 10 del New Team. Gioca in avanti, Carelli vorrebbe lo spazio, ancora continua a passare su Conello, ce l'ha sul destro e apre verso il compagno, oriente anche lui, arriva una buona copertura del giocatore avversario con la palla del New Team che si acconta qui di una rimessa con le mani. Giuseppe Tumminelli lascia la battuta con le mani a Pisa. Palla spazzata via senza rischi, Gennaro deve toglierla ancora, lo fa bene. In mezzo al campo, palla che rimbalza, dubbia, contesa, arriva prima il capitano Carelli del New Team, riesce a ritrovare, ma dura poco il possesso con la formazione di Caltanissetta, vuole ritrovare il Palermo, fin qui 0-0 in questi primi 5 minuti di gara. Ora con calma, ha cercato Stagno, occhio all'uomo alle spalle, deve toglierla, non la perde, gioca ancora dei compagni, palla al piede, rasoterra, si gioca bene in mezzo al campo la formazione di Mister Brancato. Uras, palla persa, quindi questo l'ultimo tocco è stato rosanero, rimessa laterale, minuto in Caltanissetta. Battuta in due sull'uomo, cercando di chiudergli la giocata. Riescono, ma alta rimessa laterale ancora New Team. Si gioca sul lato opposto a noi, altra deviazione, questa volta però il tocco è stato del giocatore mai numero 7 Lopiano del venuto in Caltanissetta, può battere questa rimessa con le mani Alberto Buonvissuto. Buonvissuto va in avanti, cerca una palla verso il compagno, arriva a ricevere la Cutrona, c'è un'altra rimessa laterale ancora da posizione più avanzata rispetto a prima, si continua a giocare su quel lato, quello opposto ai nostri schermi. Difendere il possesso così non riesce per intenzione D'Amico, palla che schizza dietro in avanti, ci crede ancora al Palermo, vorrebbe affacciarsi in avanti, formazione che già ha giocato settimana scorsa, una ottima vittoria nei confronti degli avversari domenica, pronti ora anche in questa categoria a conquistare i 3 punti, mentre l'ultimo allontana bene togliendo la di rigore, va in copertura Buonvissuto cercando di non lasciarlo passare, lo costringe allo scarico dietro, ancora un po' di difficoltà nell'uscita palla al piede del New Team, evita il calcio d'angolo, si gioca la metà campo, mentre arriva la copertura avversaria, palla spazzata via, la fa volare il difensore della formazione ospite al Basile, a sinistra c'è Gennaro, eccolo servito così, Gennaro dietro, Basile, occhio, si prende un rischio, palla persa, la riconquista l'avversario, poi Basile riesce a recuperare, mette una pezza, Gennaro va in avanti, nuova gestione del possesso per il giocatore numero 10 D'Amico. Allontana Basile, rimessa laterale New Team.
Fammi qualche taglio, vai. Tutta Lungolina che si è rimessa con le mani, c'è deviazione della formazione ospite, rimessa laterale, anzi ora si corregge l'arbitro, indica l'ultimo tocco rosanero. Pisa in mezzo al campo, la riconquista così Uras, vuole allontanarla, non riesce, non arriva Gennaro, allontana in qualche modo poi Stagno, ora con a due tocchi, quanto basta per mandarla via, ancora riconquista del New Team, palla che resta dubbia, contesa da una squadra e l'altra, vorrebbe prenderla in avanti attaccante centrale Cutrone del Real Palermo, ora si apre tutto sul lato di Cassarà, palla che passa, Cassarà si autolancia, arriva nel rigore, Cassarà ancora, vorrebbe il cross in mezzo, è buono, non arriva però nessuno a impattare la palla che resta viva per il Real Palermo, anzi una uscita dopo l'ultimo tocco rosanero, quindi rinvio dal fondo per l'ultimo Caltanissetta. Buona qui l'azione costruita dalle numero 11 della squadra di casa Daniele Cassarà, e termina però per non trovare nessuno dei suoi giocatori ad attaccare questa palla. Invio lungo, Gennaro manda via di testa, vuole arrivare Marfia, arriva prima di diventare l'avversario, Marfia ora contro la palla che scappa, vuole riprenderla, si lotta ancora a Pisa, la fa volare via, quindi Basile che rincorre con l'uomo alle spalle, Basile di testa allontana, palla per il capitano, Stagno allontana, fa volare via, Uras in mezzo al campo, si gira bene, si destreggia in mezzo al campo il numero 17 del Palermo, Basile e Stagno, la coppia di centrali di Mister Brancato di oggi. Interessante ancora il New Team, vorrebbe passare per il centrale, vorrebbe lo strappo, qui sulla velocità viene chiuso meglio da Conè. Ora occhio sul lato, il capitano Carelli riesce a prenderla, a tenerla in campo, prova a metterla a rimorchio, ma c'è una buona lettura, una buona copertura di Stagno che non lascia passare questa palla pericolosa all'interno dell'area di rigore. Falzone, vede dove andare, si gioca al limite, ancora da Carelli, capitano del New Team Caltanissetta, qui prende un colpo, c'è il fallo commesso dal giocatore mai numero 2 Alberto Buonvissuto del Real Palermo, da una posizione delicata, da lì è una buona mattonella per il New Team perché andrà a battere questo calcio piazzato dal limite circa dai 16 metri alla porta di Padogano. Quindi calcio di punizione in favore del New Team Caltanissetta, come un fallo commesso da Buonvissuto. Ne chiede 3 in barriera Padogano. Si è pronti a battere il calcio piazzato, qui non vediamo chi andrà. Arriva il fischio, arriva il destro, la barriera che salta, riesce a allontanare in qualche modo, poi cercava il contatto l'attaccante entrare di rigore. Conè tocca ma non basta per far fischiare l'arbitro, di partenza, occhio sulla la palla al Palermo, cercando la corsa il suo giocatore numero 7, Cutrona tocca, non controlla la palla che scappa, recupera il New Team. Ora Pisa vorrebbe andare, lascia passare, l'ultimo tocco è stato verde, rimessa la tale per il Real Palermo. Gennaro gioca a lungolinea, D'Amico dice palla da Marfia, scambiano bene due, quindi D'Amico il numero 10 che vorrebbe andare in mezzo, trovando però la copertura avversaria, Conè mette giù, Conè proprio entrare a segno settimana scorsa, domenica scorsa nella gara di domenica, chiamato oggi a timbrare anche oggi il cartellino, vediamo se riuscirà Davide Conè. Sul lato prova ad andare in Cutrona, qui non riesce a strappare i giocatori avversari, palla ancora il team che lascia bene col tacco, vorrebbe andare Carelli in campo aperto, rincorso la Conè, occhio entrambi veloci, Stagno va a chiudere lo spazio, ribatte e manda via ancora palla che resta contesa dalle due squadre, possesso dubbio fin qui, se la porta sul lato del giocatore della formazione ospite, ma Basile ribatte consegnando nuovamente ad Amico. E ora Conè si gioca dietro, Basile centra Carelli, si deve lottare Basile con la palla un po' lontana, va a contrasto con l'avversario, c'è un fallo commesso ai danni del giocatore numero 39 di Collo di Vita e calcio di punizione per il New Team Caltanissetta.
Pronto Salerno. Salerno vuole l'area di rigore, occhio che la palla passa, in 2 a vuoto, resta ancora viva dentro l'area di rigore, ma c'è la testa di Stagno che allontana e passa via. Provata a ribattere dentro l'area di rigore, fuori gioco, irregolare la posizione di partenza del giocatore numero 7 Lopiano del New Team. E sarà possesso per il Real Palermo. Padogano per il nuovo possesso. Real Palermo gioca corto, centrale da Cone che si gira bene, occhio alla uomo alle spalle, Cone resiste aprendo le braccia e quindi Cassara non trova i compagni, resta lì Stagno bene in anticipo sul lato, arriva il compagno Luca, vuole prendere, si gioca l'Adamico, riesce a tenersi stretta questa rimessa laterale a suo favore dopo l'ultimo tocco avversario e quindi potrà battere con le mani Vincenzo Gennaro. Gennaro Uras se la lascia strappare da Carelli, occhio che veloce potrebbe andare Carelli, il capitano avversario. Carelli corre, vorrebbe andare in area di rigore, Uras dietro lo sbilancia, resta ancora lì in piedi il 10 verde. Carelli, capitano della formazione di Caltanissetta, poi si perde sulla dimensione del passaggio, la regala di fatto a Conè ed è lui che allarga tutto verso Cassara, anticipato in velocità dall'avversario che corre ancora, vorrebbe rendersi pericoloso, deve all'area, riesce a resistere, poi la palla scappa via, recupera, ripiega Vincenzo Cutrona all'interno dell'area di rigore, dall'attacco all'area di rigore, dando una mano lì dietro ai suoi, ma funziona bene qui l'anticipo di Falzone. Occhio che era stato tattico già scelto più volte dalla formazione del New Team, vanno duri sull'anticipo, sul portatore di palla, come in questo caso. Fallo commesso ancora ai danni di Salerno. Ora Uras, Gabriel Uras la perde, si confonde in mezzo al campo, Cone riesce a riconquistare, Marfia resiste, la tiene Marfia, vorrebbe andare, palla sul destro, pensa di lanciare verso Cassara e gioca corto. Cassara col compagno, con l'avversario vicino, cerca di andare, supera il primo, non il secondo, palla ritrovata da Parello. Ora si gioca, passa bene, trova lo strappo dentro il campo qui sotto i nostri schermi Tumminelli che corre, bene sul lato Tumminelli, c'è un intervento in scivolata di Basile che senza paura di sbucciarsi tutta la gamba interviene scivolando sulla pala dritta dell'avversario e sarà rimessa laterale per il New Team Caltanissetta quando siamo all'esatta, quasi all'esatto quarto d'ora di gara, 15 minuti sul cronometro, 0-0 ancora con la parità inviata dalle due squadre, parità che persiste quindi. Padogano gioca veloce, Stagno corto dal capitano del Real Palermo, non arriva qui, passaggio lungo verso il suo terzino, verso il compagno, verso il lato di Buonvissuto, sarà rimessa laterale New Team. Carelli in mezzo, non arriva a trovare il compagno, arriva a trovare la Salerno, ora si gioca ancora con Tumminelli che gioca dietro, cercato un altro lancio ancora sul lato ma sulla testa di Vincenzo Gennaro, ora occhio allo strappo, c'è D'Amico che prima tocca di testa, non basta per tenerla, palla rimessa, ributtata in avanti. Mentre messa in avanti con controllo un po' lungo, poi insiste bene Cone, continua a lottare, serve sulla corsa Marfia, forse un po' lungo non arriva, ma una buona giocata qui di Cone, il turno di gioco chiaramente non permette certi tipi di giocate. Rimessa laterale per il New Team Caltanissetta. Pronto Marchese con le mani a battere questa rimessa, gioca corto, Cone ancora, la ritrova, riconquista Davide Cone che guarda in avanti, alza la testa, vede dove andare, va centralmente da Marfia, si destreggia in mezzo al campo Marfia, alza la testa, ora ha bisogno di scaricarlo, fa bene da D'Amico e guarda la porta, controlla, prova il tiro, conclusione alta, rinvio dal fondo per il New Team, ancora 0-0, ancora parità reti inviolate per entrambe le squadre. Sarà un nuovo possesso per la squadra ospite di Caltanissetta.
sedia a tutti e tre. Te lo sento pure nella pallata di poco fa. Ma non ascolti. Ti devi fare la copertura all'altro centrale. Oh! Lungo il rinvio, ancora Conè in anticipo, trattenuto, va giù, c'è fallo e calcio di punizione per il Real Palermo. Pronto Stagno. Occhio al tiro verso la porta. Stagno è in posizione di battuta se andrà in porta o cercare i compagni in area di rigore. Stagno, e infatti è proprio questo che fa, va in porta, va dritto per la porta, ma conclusione larga, rinvio dal fondo, Newton in Caltanissetta. Pronto al rinvio dal fondo, Francesco Abate, portiere della squadra ospite, che ora non va troppo lungo, recupera così D'Amico, vuole trovare Cutrona che insegue, porta alla palla allontanata dalle difensore avversario, la manda via rimessa la tala per il Palermo che può crescere ora di posizione in mezzo al campo, può salire, Dio, andrà a battere Marfia, andrà a battere Gennaro, sembra essere più propenso alla battuta della rimessa laterale Marfia. Assistente al centrocampo per favore. Ci concia. Batte Marfia, giocando ad amico, palla messa in mezzo, non arriva nessuno, occhio all'inserimento di Bonvissuto che va alto addirittura in copertura uomo a uomo sull'avversario. C'è un flipper, una deviazione che sembra essere verde, infatti l'arbitro indica pure una rimessa in fuori al Palermo. Ma infatti siamo rapporti stretti con la Palla in mezzo che non riesce a trovare i giocatori del Palermo. Ora Uras vorrebbe mandare 3 maglie verdi su questa palla, resta lì Che bravino. tra i piedi di Carelli che lancia, cercato di Vità, palla spazzata via, tolta da Bonvissuto e rimessa laterale per il Newton Caltanissetta. Gestione New Team, si gioca sul lato di sinistra, ora in mezzo al campo, cercato il suo giocatore numero 4 Parello che vuole andare, vuole allargare tutto, ora il suo numero 40 Tominelli che va ancora, Carelli si inverte di lato per andare a prendere questa palla, Carelli con alle spalle, trova la copertura di Basile, ora occhio la palla viaggia in area di rigore, riesce ad arrivare fuori, provato una conclusione di facile lettura del Padogano, sembra un'esercitata di deviazione e invece sì, tocca Padogano dopo la traversa e calcio d'angolo su questo tiro di Nicolò Di Vita. Calcio d'angolo per il team Caltanissetta, tocca sulla banderina di destra. Chiama lo schema. Lopiano va in mezzo al centro dell'area per lo stacco di testa del compagno e trova un gran gol di testa all'incornata vincente, si porta in avanti il Newton Caltanissetta, lo fa con un gran gol, riesce a sfruttare al meglio questo cross del compagno e Di Vita non sbaglia, salta più in alto di tutti e la girata vincente dove Padogano tocca ma non basta per togliere alla porta. 1-0 per gli ospiti, 1-0 Newton Caltanissetta, Real Palermo 0 Newton Caltanissetta 1, decide la rete del numero 39 Di Vita. Continuerà il Palermo sotto ora, la sblocca Di Vita, si porta in avanti il New Team. Il suo che cambia alla metà del primo tempo, minuto numero 21, sotto era il Palermo di 1. Gran colpo di testa di Vita, la girata quasi perfetta, angolatissima, dove non poteva arrivare chiaramente Padogano. Ora Di Vita, fresco di gol, può giocare sull'entusiasmo. Di Vita ancora, ne recuperano 2, ne va a strappare la palla a 3 piedi. E quindi era il Palermo che la ritrova, giocando al lato di Stagno, deviazione, anche ora di Lopiano, è rimessa laterale al Palermo.
L'Inter. Vero sta giocando. Carelli allarga, Tumminelli non arriva, allontana Gennaro, vuole la corsa di Marfia, è quello che arriva. Marfia fuori dall'area, vorrebbe puntare, arriva alle spalle Gennaro per dare il rimorchio, si va in mezzo, tocca quanto basta Cutrona per il compagno, non riesce pure a gestire, poi casserà e la palla viene spazzata. Uras tocca, non basta, Conè pensa al tiro, ci riflette, allarga col destro. 4-0. Vince 4-0. Conè si gioca alla Messina avanti, Gennaro cross in mezzo, vorrebbe agganciarla Cutrona, non riesce e allontana il New Team, la fa volare via. Ora il Palermo prova a tutti i costi a pareggiarla, Stagno fa prendere qualche metro palla al piede, si perde però sulle misure del passaggio, non si intende col movimento del compagno, sarà rimessa laterale per il New Team. Ci stiamo vedendo questi Sky su mezzo. Rimessa con le mani mentre Mister Brancato non ci sta con le perdite di tempo nel New Team. E si gioca, Gennaro alza la testa, pensa al lancio dove non c'è però nessuno in maglia rossana, la palla regalata al New Team ma la riconquista subito dopo con Cassara in mezzo al campo, cerca di passare, Cassara si accentra, spazio per il tiro, allarga tutto, Marfia controlla col mancino, tocca col destro, vorrebbe accentrarsi, pensa al tiro, conclusione smorzata, sporcata la raddoppio di marcatura avversario, riesce a bloccare senza rischi, Francesco Abate quando siamo a 16 minuti al 40esimo. Gennaro in avanti, Carelli di testa lontana e ora palla verso Uras, occhio si prende un rischio, se la lascia stoppare assolutamente. E lui che commette fallo, alza la gamba, giudicata condotta di gioco pericolosa questa delle numeri 17 del Palermo, sarà calcio di punizione per gli ultimi Caltanissetta. Lancia a lungo sul lato dove non c'è nessuno, ma occhio che ci crede Di Vita, ma non arriva qui. Di Vita è un giocatore che decide momentaneamente il gol che vale 1-0 per il New Team quando siamo al 25esimo, a un quarto d'ora dal minuto numero 40 dall'intervallo, comunque al termine del tempo regolamentare. Mentre l'arbitro ha qualcosa da dire al portiere Padogano. Palla messa in avanti, Conè allontana spazio, vuole andare centralmente da Marfia che va a stringere, va lasciando aprire Cutrona sotto di sinistra, Marfia si autolancia, un po' sporcato in un passaggio, Cassara ancora di rigore, Cassara punta, vorrebbe il tiro, va alto però, conclusione alta di Cassara, altra occasione non sfruttata da Real Palermo, si resta sull'1-0 per il New Team, rinvio dal fondo per la formazione di Caltanissetta. La foto per Abate. Dell'Inter. Conè apre le braccia, la difende, poi imbuca bene verso Marfia che tocca, Marfia spara la porta, non riesce a trovare lo spazio per lo scarico, c'è intervento duro di Carelli ma regola per il direttore di gara e si gioca ancora, deve salire Basilio, ritorna dietro in posizione, cercato un lancio verso la corsa di Tumminelli, Stagno bene in posizione, la fa volare via ma la palla viene ribattuta in avanti, altro lavoro per Stagno che deve aprire le braccia, deve proteggere, e questo è quello che fa, va a terra, c'è fallo, è calcio di punizione. Barra 2,5. 3 gol. 3, non di più. No, di più, più di 3 gol. Pure se gliene fanno di più di 3 non fa niente, giusto? Anzi no. Quindi ce l'ho presa l'Inter. Si gioca Basile, Conè scambia ancora con Basile, palla dietro al capitano, Stagno gioca centralmente, Uras non arriva a ricevere, l'altra palla persa, Carelli riconquista, poi va giù, c'è fallo, intervento sporco questo di Uras che dopo aver perso palla commette fallo e calcio di punizione per il New Team Caltanissetta nonostante le proteste di Mister Brancato. Pure o per la 2,5, giusto?
c'è qualcosa zio. E chi è vice, il capitano? Angelo, vero? Padovano, sì. Calcio munizione New Team. Mentre ne chiede 2 in barriera Padovano. Cercata ancora la porta, occhio che è buona, Padovano deve allungarsi, ma non basta per negare il gol all'avversario. Arriva un altro gol, il gol di Salerno, il raddoppio del New Team, ancora da calcio piazzato, ancora da palla inattiva. Il Real Palermo va sotto di 2 gol, il New Team si porta avanti di 2, ancora occasione che nasce da una situazione di palla inattiva, prima col colpo di testa di Di Vita, ora direttamente da calcio di punizione, trova un grandissimo con una grandissima traiettoria, da Padovano non può fare niente, può toccare e basta, ed è 2-0 New Team, Real Palermo sotto di 2 gol quando siamo al 28esimo. Super gol questo trovato dal giocatore mai numero 8 Salerno del New Team, traiettoria quasi imparabile per il portiere avversario. Ora Cutrona tocca, la palla termina fuori, è rimessa laterale per il New Team Caltanissetta. Cerca gli esterni. Gli esterni. Pisa, gioca corto, tocca d'amico, ancora Pisa con le mani. Pisa vuole andare lungolinea. C'è un cambio, un'esecuzione spolta della rimessa laterale. Cambio, la rimessa con le mani per il Real Palermo. Gennaro fa lungolinea anche lui. Marfia la lascia attaccata ai piedi, riesce a passare. Marfia cerca il cambio gioco verso Cassarà, la sporca il giocatore avversario, ma resta ancora la palla buona per Cassarà che passa bene sull'esterno. Posizione defilata, c'è a rimorchio il compagno, arriva il cross di Bonvissuto a cercare il tacco di prima e il gol di D'Amico che accorcia le distanze, segna il Real Palermo 2-1, distanze dimezzate, segna Mattia D'Amico, segna in maglia numero 10. Basta un solo tocco per mettere alle spalle del portiere. E ora partita riaperta, partita che si scalda. 3 gol in mezz'ora, 2-1. Però in favore ancora la formazione ospite. Real Palermo 1, New Team Caltanissetta 2. Distanze dimezzate dopo il gol di Mattia D'Amico in maglia numero 10 Real Palermo. Mancano 10 al 40esimo. Poi vedremo quanto lasciare recuperare il direttore di gara, se dovesse ritenere opportuno assegnare minuti di recupero. Palla in avanti, vorrebbe ancora portare il giocatore mai numero 39 ma non riesce, palla spazzata via, si lascia qui beffare dal rimbalzo del pallone Cutrona, non la gestisce, ora Conè chiamato a riconquistare, questo è quello che fa di testa, trova Bonvissuto, palla ancora alta in mezzo al campo, alla meglio Mattia D'Amico che ci crede, lascia rimbalzare ancora, poi adesso però prolungare verso Cutrona che tocca ma non basta e Basile la rimanda in avanti. D'Amico fresco di gol, può giocare secondo l'entusiasmo. Conè in mezzo al campo, deve girarsi allo spazio chiuso in avanti, costretto allo scarico verso Stagno. Ora da Padovano si risistema in mezzo al campo il Real Palermo. Padovano lancia, vuole andare centralmente, D'Amico tocca, vediamo se riesce a innescare la corsa di Gennaro che ci crede ma non riesce a tenerla in campo e sarà rimessa con le mani per Pisa. Prima Gennaro, facci veloce. Quella palla in bocca. Guarda che gioca. Fatica non ne puoi fare. Pisa gioca corto. Palla verso Parello ma la perde. La strappa Marfia. Ora che lo strappo lo insegue Carelli. Ancora Marfia riesce ad allargare con l'esterno ma chiude. In qualche modo riesce ad allungare il piede e togliere dall'arrivo verso Cassarà il difensore avversario. Bonvissuto riesce ad andare al contrasto, a fondare il piede sulla palla tra i piedi del giocatore numero 7 Lopiano. E sarà rimessa laterale ancora per il New Team Caltanissetta. Va Umberto Falzone con le mani. Mentre va giù Uras, c'è fallo e danni. A me sembra essere così, si calcio di punizione per il Palermo. Stagno va dentro l'area di rigore, palla allontanata via, ci vuole arrivare Conè, arriva duro sulle pallone ma non
Conclusione che viene smorzata e quindi in avanti provare la ripartenza del New Team. Contropiede cercato dalle parti di Salerno che lancia con l'esterno, vorrebbe andare sul lato di sinistra. C'è Padogano che va in copertura, occhio qui, non prende completamente il pallone, va dritto sulle gambe dell'avversario. C'è fallo, calcio di punizione New Team. L'arbitro sembra averlo graziato. Vediamo se ci sarà cartellino o no. Ha qualcosa da dire all'estremo difensore del Real Palermo. Prendiamo gol così. Prendiamo gol così ogni volta. Ammonizione solo verbale, sembra essere per il momento per Angelo Padogano. Ah, sto vizio di uscita, poi prima quando abbiamo perso 1-0, io non faccio il Ecco qui. pallone, che finisce tua. A dibattito l'arbitro è Padogano, graziato, ammonizione solo verbale al momento. Calcio di punizione New Team Caltanissetta, si ripresenta Salerno in posizione di battuta. Occhio, posizione simile a quella precedente, ha trovato un super gol. Questa volta ne chiede sempre 2 in barriera Padogano. Sembrano essere Cassarà e Uras. Parte Salerno, barriera che si apre ma termina comunque tra le braccia di Padogano. Padogano va lungo oltre la metà campo. Braccia! Non riesce a prendere la cutrona, si abbracciano sul lato dei giocatori. Palla spazzata via. Col tacco viene girata. In anticipo buon vissuto, rimessa tra l'Unti in Caltanissetta. Ha approcciato bene la gara la formazione ospite. Era un po' in difficoltà qui, soprattutto un po' lì dietro. È un po' macchinoso quando deve risalire. D'Amico. È lui che lancia. Palla sporcata, si gioca ancora. Cassarà vuole entrare dentro il campo, mentre sale pure con è lui che viene cercato, ma ne trova una buona copertura difensiva di Pisa. Fin qui ottimo lavoro della difesa del New Team, che ha concesso soltanto un gol nonostante le numerose occasioni create dal Real Palermo. Ora si affaccia ancora in avanti, Carelli vuole correre, il capitano Basile arriva prima, è scivolata decisa ma fallosa per l'arbitro. C'è fallo, calcio di punizione. Arbitro! Calcio di punizione New Team, giudicato forse l'irruenza dell'intervento. E calcio di punizione per il New Team. Tra le polemiche del Real Palermo. Tenta l'intervento, era dritto sulla palla, l'arbitro l'ha vista così. Ovviamente Salerno, specialista dei calci piazzati. Salerno che stavolta non riesce a dare il giusto giro alla palla. 5 minuti al 40esimo, con il spazzavia. Cassala potrebbe tenerla dentro, occhio alla ripartenza, ma arriva pure il difensore avversario in anticipo. Arriva prima lui, rimessa laterale con Mister Brancato che velocizza la ripresa del gioco. Cutrone ancora non riesce a entrare in partita. Altro fallo, ancora. Abbiamo già un po' forse capito l'indirizzo, comunque il metraggio di giudizio del direttore di gara. Umattere e calcio di punizione. Mentre c'è pure un giallo, forse per Stagno. Sì, giallo per Stagno. Per protesta. C'era l'ultima volta il rigore, c'era a Monreale. Non c'eri tu. Sì, non mi ricordo. Ma la domenica, ma mi hanno avuto 15 partite, me ne ho fatto. 0,50 e colpa di disciplina. Sempre del Real Palermo che abbiamo perso 2. Parlamentarsi. Che abbiamo vinto 2-1. Che hanno fatto un gol. C'era il rigore, l'hai visto? Quello diventa. Quello viene. Salerno vuole andare dentro l'area. Soluzione un po' scomoda per Carelli che non riesce a gestirla. Sarà rinvio dal fondo per Padogano quando siamo circa a 3 minuti al minuto numero 40. Qui non troppo per dire di tempo in mezzo al campo. Non mi aspetto un recupero corposo del direttore di gara. Buon vissuto. Riesce a tenerla buona palla verso Ures, ma è troppo lunga, non arriva. Ora ancora in avanti Tumminelli, spara la porta, resiste all'arrivo di Gennaro. Tumminelli spara la porta, chiuso, costretto allo scarico, trova l'appoggio dietro. Riesce a gestire da pista, ora va in mezzo al campo, cercato il triangolo, chiuso bene qui Basile, D'Amico deve farla volare via, D'Amico.
occhio a perdere lì, Carelli gliela va a togliere, vince il duello numero 10 Carelli, capitano avversario deve essere con un braccio poi di Gennaro ed è calcio di punizione per il New Team. Calcio di punizione New Team. Insomma, la posso buttare qua? Ma si incazza pure. Si incazza pure. Ancora Salerno col destro vuole la porta, invece un cross invitante per Carelli che arriva ma non indirizza verso lo specchio della porta avversario, palla che viene tolta, esce fuori, l'arbitro vede un'ultima attivazione della formazione di Caltanissetta e quindi rimessa la tale per il Real Palermo. Pallina avanti, la rimette nuovamente in aria il New Team. Falzone qui non trova i compagni, soltanto le mani di Angelo Padogano che vuole andare alla metà campo. Padogano lascia ribalzare Marfia, si lascia scavalcare poi da Pisa, si abbracciano i due, arriva prima D'Amico, bene insiste, Cutrone lascia passare, palla che ritorna ancora in maglia verde, giocata da Salerno, vorrebbe salire il New Team, Salerno guarda in avanti, sterza, passa bene Suras, Salerno ancora, apre verso la corsa sul lato di sinistra, c'è Bonvissuto ma la palla rimbalza di rigore, occhio a non pasticciare lì in avanti. Basile si aiuta con le braccia, palla che resta lì, Padogano si deve allungare per rimediare all'incertezza difensiva dei due centrali del Palermo, poi Gennaro allontana, palla che può restare ancora dentro, Marfia si abbassa, uomo alle spalle, Marfia contro Pisa, Marfia ancora riesce a uscirla, bella Vincenzo Gennaro, occhio che arriva dietro Tominelli, Gennaro gioca lungo linea, Vincenzo Cutrona abbracciato, si riesce a girare così, Cutrona si autolancia, troppo lunga, non arriva, la palla che resta ancora rosanero ma per poco. Cone riconquista ancora Cone insistere, palla che viene spazzata via, Tumminelli anticipato, si lotta con Marfia, la meglio il numero 40 del New Team. Ancora palla vagante in mezzo al campo, conteso il postale delle squadre, Salerno vuole il lancio centrale, Stagno deve mettere calma in mezzo al campo il capitano, Stagno, Cassarà va su linea palla Cutrona ma è spalla alla porta, Cassarà finisce per perderla, Salerno subisce un po' l'abbraccio di Bonvissuto. C'è fallo chiaramente, calcio di punizione per il New Team quando siamo al 40esimo che scocca ora 2-1 New Team Caltanissetta. Attendiamo il recupero che verrà comunicato dall'arbitro. Pronto Salerno, dentro la di rigore, occhio a Carelli, riesce a bloccare Padogano mentre arriva la comunicazione del direttore di gara, 2 minuti a partire da ora, 2 minuti di recupero assegnati, si giocherà quindi fino al 42esimo, poi squadra negli spogliatoi, momentaneamente 2-1 New Team. Conene non si tende con D'Amico, lui che lancia, D'Amico vorrebbe Marfia, potrebbe strappare, la prende Marfia Cutrona, si è fatto male il giocatore del New Team, ha cercato il tiro Cutrona. Resta a terra Pisa, si divora anche questa occasione con il Real Palermo. C'è 3-90 ancora Pisa. 7 giocatori a casa perché non si allenano, intanto incazzato. Iena, Tomasino, ma che minchia è? Non si sono allenati. Niente. Per questo non l'ho convocato.
Siamo oltre i 2 di recupero che si sono giocati poco in quanto c'era a terra un giocatore entrato alla panchina a soccorrere. Siamo al 43esimo, vediamo quanto lascia giocare ancora l'arbitro che arriva ora il doppio fischio del direttore di gara. Gioco fermo, squadre di spogliatoi 2-1 per il New Team. Mi silenzio qualche minuto, sentiamo appena iniziare la seconda frazione di gara tra Real Palermo e New Team Caltanissetta.
Mentre ci siamo pronti per ricominciare, pronti per riprendere. C'è cambio nella formazione del Palermo, mentre resta invariato il New Team Caltanissetta. Il cambio è stato a Vincenzo Gennaro, lascia il campo per lasciare spazio a Gaetano Gennaro, con Basile che non va a svolgere più il ruolo di centrale di difesa, torna sul suo ruolo abituale da terzino. Gennaro Gaetano a fare il centrale, quindi al posto di Basile. Ci siamo, primo pallone per il New Team. Sbagliando. Non entra difensore centrale. Si può giocare, inizia ufficialmente ora il secondo tempo di gara con il New Team sopra di un gol, 2-1 all'intervallo, fin qui decidono le reti da palo inattivo del New Team Caltanissetta. Il gol di Di Vita di testa, l'inquadrata vincente da calcio d'angolo, il gran gol su calcio di punizione di Salerno, mentre a rincorrere, a dimezzare le distanze ci ha provato D'Amico, e quindi riprendiamo da qui dal 2-1. Piano piano sta andando via il sole sul terreno di gioco, sul campo piano Maio di Altofonte. Conè ha poche soluzioni in avanti e tornare dietro. Stagno, occhio, soffre la pressione avversaria, costretto all'errore, palla persa, regalata agli avversari, rimessa in laterale per il New Team, mentre si vedono qui squadre martoriate da assenze, panchine corte, sia per il New Team che per il Real Palermo. Solo 5 cambi a disposizione, ma non sembra essere così, compreso il secondo portiere del Real Palermo, mentre 3 uomini in panchina nel New Team Caltanissetta. Rimessa laterale ancora verde sul lato opposto a noi. Basile si perde l'uomo dietro, ora riesce a rimediare. Basile tocca, rimessa con le mani ancora. Palla messa in mezzo, cercato l'attaccante in alto solo con che allontana, poi spazza via definitivamente la difesa del Palermo. Vincenzo Cutron ancora deve entrare in gara, deve prendere confidenza con la partita, non è riuscito a incidere nel primo tempo l'attaccante mai numero 7 del Palermo, come un po' tutto l'attacco in maglia rosanero, che ha creato, ma non è riuscito a finalizzare. Soltanto D'Amico ha sfruttato un buon cross probabilmente dal lato per metterla in mezzo di prima, tra dentro di prima. Carelli non passa in mezzo a 3, chiude Stagno, unico giocatore ammonito fin qui del Real Palermo, poi va anche il contrasto Gennaro, riesce a togliere, resta lì Gennaro, deve farla volare via. Occhio che c'è l'uomo di sopra, si resta ancora con la palla a 3 piedi del New Team, prova a ritrovarla, c'è un po' di confusione, traffico entrata di rigore, palla che termina fuori in rinvio dal fondo per il Real Palermo. Pronto Padogano, invece no, l'arbitro dice una rimessa laterale, non rinvio dal fondo. Rimessa laterale per il New Team Caltanissetta. Palla messa in mezzo al centro dell'area, ci sono forse delle spinte, l'arbitro ferma il gioco e calcio di punizione per il Real Palermo. Va a lungo Basile, allontana il giocatore numero 40 Tumminelli, palla che resta lì, Carelli si gira bene su Conè, ma c'è un colpo rifilato da Conè ai danni al capitano avversario. Calcio di punizione per il New Team Caltanissetta. A terra il capitano in maglia numero 10 verde. Si può riprendere, si rialza Carelli momentaneamente fuori dal campo, potrà entrare dopo
questo calcio di punizione. Salerno vuole ancora andare in aria ma va largo, il rinvio dal fondo, pronto Padogano a rimettere in gioco quando siamo vicini al quinto minuto della ripresa. Conè, libero di portare palla. Conè ora deve alzare la testa e cercare il lancio. Buono questo Marfia. È lui che viene servito, la prende però Cutrone mentre sale Marfia. Ancora cercato, Marfia resta lì, gestisce, alza la testa, vede chi servire, torna da Vincenzo Cutrona. Gioca su terra al Palermo. Cutrona ancora, superato l'avversario. Va in mezzo, raso terra per inserimento di Cassarà. Arriva pure D'Amico, un po' di confusione dentro l'area di rigore. Cassarà allarga Basile. Si vuole girare Basile, va in mezzo, diventa un tiro per Abate. Direzione che termina alta di poco sulla traversa alla portiere sarà Francesco Abate. E sarà rinvio al fondo. Rinvio al fondo per il New Team. No, passava sopra. A battere Andrea Abate. Pronto Francesco Abate. Andare con rinvio lungo mentre invita a far salire il baricentro della sua squadra. Ecco l'Abate di testa allontana in qualche modo buon vissuto che si lotta dalle mie parti. Gennaro riesce a toglierla mantenendo tra i piedi dei suoi. Marfia vorrebbe imbucare verso la corsa di Cassarà, ci crede Cassarà, vorrebbe andare lui ma c'è la buona uscita di Abate qui sull'uscita bassa, riesce a bloccare e neutralizzare l'avanzata avversaria. Abate ancora chiama i suoi a salire, va a lungo la metà campo. Stagno gioca ora Cutrona, manca il controllo, palla allontanata dal giocatore numero 2 del New Team. Resta ancora in discussione, rimessa con le mani per il Real Palermo. Si gioca Uras con l'aiuto di Cassarà, vorrebbe tenerla. Un po' di traffico dietro, Basile va dentro la di rigore, palla persa, regalata agli avversari e prova a ritrovarla dal primo ma non riesce. Un po' di fase confusa fin qui in questo avvio del secondo tempo. Va in avanti di Vita, vorrebbe servire la corsa del compagno, palla che termina dalle parti di Angelo Padogano. 47esimo sul cronometro, 2-1 ancora per il New Team Caltanissetta. Carelli sporca, la manda via in avanti. Poi Parello si gioca ancora, Parello lascia scorrere, palla per il compagno, deve entrare dentro, ci prova Tominelli, la perde, ora chiude la ripartenza, D'Amico vede dove andare, D'Amico ancora contro Tominelli, prova a trovare lo spazio per la giocata, va da Marfia, scarico disponibile su Bonvissuto, eccolo trovato, riesce ad aprire ancora, convolgono ora anche D'Amico che allarga da Marfia, passaggio scelta prevedibile al difensore avversario che qui va a chiudere, prende la palla e subisce anche fallo. Scarfia per il New Team c'è cambio, sostituzione, vediamo chi dovrà uscire. Mattia, Sembra essere pronto a entrare Paternostro, andiamo al posto di chi? oh, c'è qua a marcare, oh. Dentro Paternostro, fuori Gabriel Uras, questo è il cambio di Mister Brancato, il secondo cambio della sua partita. Torniamo in posizione di battuta, calcio di punizione New Team. Non riesce a farlo alzare, Salerno non tocca, si deve lottare in mezzo al campo D'Amico, palla ancora per Salerno, lascia scorrere via. Si gioca sul lato ora, prova a entrare dentro, giocatore il numero 14 New Team che allarga ancora verso Carelli, capitano della formazione ospite, palla che scappa, riesce a ritrovarla in mezzo ai due più piccoli del New Team, Conè. La fa volare via poi il difensore avversario, palla che resta ancora in discussione, vanno a voto. Gennaro e Stagno mette una pezza il capitano del Real Palermo, palla che può restare dentro, deve evitare che la palla termini in favore degli avversari, lo fa bene Basile, Cassarà, rincorso da Carelli, Conè, gira palla era Palermo così, mentre aspetta il New Team, Marfia si porta a terra l'avversario, si porta a terra Falzone,
sarà rimessa con le mani in favore del New Team Caltanissetta. No, non c'è niente. Compro qualcosa. Va bene, gioca veloce. Oh, Mattia. Falzone vuole mandare a lungolinea. Buon vissuto, continua ad avversare e poi la fa allontanare. Ancora Falzone alla ricerca dell'area di rigore, trova l'intercetto di Stagno, ancora chiamato, ma Carelli passa. Carelli pronto per il mancino a cercare il secondo palo, conclusione che termina alta, colpisce troppo sotto il capitano del New Team Caltanissetta, termina per riconsegnare un rinvio al fondo per Padovano quando siamo al 10° minuto della ripresa, manca mezz'ora al termine. L'arbitro richiama l'assistente del New Team che era accomodato in panchina. Conè gioca, buon vissuto, lungonesimo pone Marfia, è lui che invece cercato ma fuori misura, prova ad andare ad Amico contro Salerno, lotta nei due ancora. D'Amico allontana, Salerno mette il piede, ribatte, rimessa laterale Real Palermo. Buon vissuto, si fa spazio Paternostro, non c'è niente, si gioca ancora. Palla verso Marchese che torna dietro, gestione il possesso del New Team, coinvolto ancora pure il portiere, abbatte lancia, è lui che va a lungo, D'Amico deve metterla giù, invece ribatte col mancino, cerca di vittoria Paternostro, occhio, prova a lottare, recupera Carelli, raddoppia dando una mano lì dietro e la fa volare via. Salerno porta palla, comanda la ripartenza del New Team, rincorre Conè ancora al solito, perfetto nel recupero palla, solida giocata di Davide Conè. La riconquista del possesso, poi allontanami a buon vissuto, sarà rimessa laterale per il New Team Caltanissetta. Senza fretta il New Team per la battuta che sta rimessa con le mani. Mentre l'arbitro ha ammonito un giocatore. Ma chiamami. Ce lo siamo persi. Comunque arriva un altro cartellino. Pronto Salerno con le mani. Va dentro con la rimessa lunga, occhio. Stagno ribatte, Gennaro allontana, palla che resta ancora buona per Salerno, controlla il cross, entrata di rigore, invitante che cresce, allontana bene Basile, arriva però così Cutrone che controlla, si gira, si sovrappone così Basile, viene servito e premiato, eccolo qui. Basile sul lato vuole Paternostro, palla fuori misura, era centrale, in mezzo al campo Paternostro, cercato una palla lungolina che non riesce a essere sfruttata. Stagno. Padovano va a lungo, Conè contro Carelli, palla verso il giocatore, spazzata via, prova a tenerla Paternostro, troppo frettoloso qui, invita alla corsa di Cutrone che si fa spazio a modo suo, non riesce, recupera meglio il portiere Abate, però forse frettoloso qui Paternostro, ha un tocco, poteva mettere giù e poi servire, palla ritrovata dal New Team ma termina fuori, non la tiene dentro Falzone, sarà rimessa con le mani per il Real Palermo. Marfia lascia scorrere Cassarà, ora deve lottare per tenerla ancora contro Carelli. Cassarà vuole accendersi, gioca da buon vissuto, la manda dietro però Stagno deve sganciarsi, è lui che va, palla al piede, Stagno ancora apre verso Basile, vorrebbe crederci, c'è Tuminelli in copertura, va in mezzo, Cutro non può arrivare, chiaramente sarà rinvio dal fondo per il New Team Caltanissetta mentre prova ad alzare i giri, così Real Palermo si resta per ancora un gol e solo per la formazione ospite di Caltanissetta. Basile in anticipo, non riesce a tenere dentro però Cutrona, rimessa laterale New Team Caltanissetta. Basile, Cassarà, resiste allo scontro con l'avversario, Mattia D'Amico vuole mandare, cerca di mettere sulla corsa Cutrona, occhio che veloce potrebbe arrivare ma c'è in anticipo però Tuminelli che ora potrebbe accompagnare la palla fuori, trova la deviazione, palla che resta dentro. Tuminelli, numero 40,
il giocatore maglia verde. Carelli contro Basile, altro duello 3-2. Ancora Basile che si trova meglio, chiaramente ce l'ha dimostrato nel suo ruolo iniziale di terzino. Sarà rimessata per il New Team. Salerno contro D'Amico. Paternostro vorrebbe arrivare contro Falzone, si gioca per il vantaggio, palla persa e ora quindi sarà calcio di punizione per il New Team Caltanissetta dopo lo scontro tra Paternostro e Umberto Falzone. Mentre è pronto un altro cambio nella panchina al Palermo. Esce Cutrona, entra Cardelli. Quindi cambio in attacco, fuori Vincenzo Cutrona, dentro Cardella. Cambio in avanti nel Real Palermo. Cardella che l'abbiamo visto già l'anno scorso nei giovanissimi Under 14 come ruolo di difensore centrale. Quest'anno rivoluzione totale, passa dal retrovia all'attacco. Buona a lui. Allora mi sono confuso. Cardella vorrebbe andare, mette pressione, ultimo tocco e poi del 14 del Real Palermo. In avanti D'Amico, cerca di andare sul lato, non ci sono giocatori in maglia rossonero lì. Palla riconsegnata di fatto agli avversari, rinvio al fondo per Abate. Cosa rinvio dal fondo? Abate prende più tempo possibile. Ora si gioca di testa, vorrebbe girarla il numero 11 del New Team. Corsino non riesce a trovare i compagni. Palla che resta ancora, dubbia contesa. Prova ad andare D'Amico, non arriva. Prima arriva la copertura avversaria, Carelli allontana. Non Carelli, ma Marchese manda via rimessa laterale. Guarda che chiaramente è scesa di ritmi. Gioco ricco di interruzioni, di perdite di tempo che permettono di addormentare un po' la partita, favorevole per il New Team Caltanissetta. Occhio che vorrebbe andare in avanti, ripartenza cercata, si gioca qui sotto i nostri schieni, provato un contropiede sul lato di sinistra, mentre arriva qui la copertura di Gennaro, non riesce ad andare a contrasto, passa meglio il giocatore avversario. Lopiano deve andare, va a rimorchio, buona chance per il tiro del 39 del New Team. Salva Padogano, mantiene vivo il Real Palermo, li mantiene soltanto con un gol di differenza fin qui decide Angelo Padogano. La palla in mezzo, Carelli va in avanti con prima controllo, occhio alle spalle c'è l'avversario, vorrebbe andare, Marfie non arriva, ora continua a mettere pressione su Falzone, se ne libera però subito per evitare rischi. Buon vissuto, tocca Salerno contro Marfia, cerca di passare con la giocata ma non riesce, Matteo Amico. Cardella tocca, palla buona, perfetta verso Paternostro, controlla, pensa al tiro, non l'indirizza verso la porta, la manda larga tra le braccia di Abate, mentre c'è un altro cambio ancora nel Palermo. Alla prossima interruzione. Che benzante quello. Sì, Francesco. Uscirà con vissuto di tutto. Coneta Salerno allarga, cambia tutto, palla buona verso il lato opposto, si lascia scavalcare così Basile, si gioca in mezzo, Carelli contro Cones, bilanciato, palla che resta buona, ma c'è la posizione irregolare, invece no, un fallo, un calcio di punizione in favore del Real, del New Team Caltanissetta. Calcio di punizione New Team. L'arbitro non ha scelto utilizzare il vantaggio, forse c'era fuori gioco, comunque c'era l'attaccante inviato verso la porta. Sarà calcio piazzato. Occhio ancora sulle situazioni a palla inattiva. Hanno subito 2 gol già in questa partita. Entrambi i gol del New Team sono nati su situazioni a palla inattiva. Prima colpo di testa da calcio d'angolo e ora e successivamente il gol da calcio di punizione di Salerno che andrà a battere pure questa. C'è cambio.
Dentro Benfante. Sta aiutando. Al posto di Buonvissuto. Quando siamo al 59,30. C'è cambio. Già ufficializzato, come ho detto, Benfante al posto di Buonvissuto. Cambio in difesa. Subito Benfante appena entrato in campo andrà a comporre la barriera, ma invece no. Siamo all'esatta metà di questo secondo tempo di gara, 20° sul cronometro del direttore di gara, ma ancora altri 20 minuti, ancora si resta come sul risultato del primo tempo, sul 2-1 decide Fincorete di Salerno, sul calcio di punizione che ne andrà a battere un'altra, occhio sugli schermi. Salerno col destro riesce ad andare in porta, salva Conè Padogano che sembrava essere battuto, salva sulla linea Conè, poi la ribattuta di Carelli, la manda alta fin qui si resta ancora sul 2-1 per il New Team, decide la testa di Conè che ora resta a terra dolorante dopo la botta subita. Ancora pericoloso Salerno quando va in posizione di battuta. Ho messo numero 6. Gennaro porta palla, prende metri palla al piede, bene con l'uscita di Gennaro che poi si perde però sulla misura del passaggio, deve andare a recuperare Cassara e ci riesce, ripartenza Real Palermo, Cassara cerca il lancio troppo lungo per Cardella, non può arrivare, palla che termina comodamente tra le braccia di Abate. Allunga Abate. Conè nuovamente, come se avesse subito una cannonata in testa qualche minuto fa. Salerno palla sul lato, buono il controllo, riesce a orientare bene Lopiano ma torna ancora lì. Lopiano contro l'appena entrato Benfante, Lopiano spazio per il cross ma buono soltanto per le mani di Angelo Padogano. Giro palla lì dietro nella di rigore del Real Palermo, Padogano non ci sta, preferisce spazzarla via. Salerno, D'Amico si prende spazio, prende posizione D'Amico, apre le braccia, la difende ancora D'Amico in mezzo a due, cerca di passare, c'è un po' di istruzionismo ma si gioca ancora. Per il vantaggio si continua a proseguire, poi palla persa, potrebbe anche arrivare il fischio, invece no. Benfante l'accompagna fuori, rimessa la Real Palermo, velocizza il 15 appena entrato del Benfante, del Real Palermo, Benfante. D'Amico vorrebbe continuare a portare, l'ultimo tocco è stato del 10 rosanero, è rimessa l'altra al New Team. Arbitro è rosa, arbitro! Messa tra il New Team. Vanno a vuoto Carelli e Conè. Palla sulla in avanti, cercata qui la corsa del compagno, non trovato Nicola Di Vita, si continua a giocare su queste palle alte, mette giù Cassarà, occhio all'arrivo del numero 11 alle spalle. Corsino, Carelli la toglie, Conè deve girarsi, deve aprire le braccia, Conè alzata e torna dietro. Gennaro, sul lato c'è Benfante. Eccolo qui Benfante, sterza bene, entra dentro il campo, Benfante poi pensa al lancio centrale, dove c'è Paternostro, coinvolto qui, potrebbe arrivare, arriva un po' timido su questa palla, il numero 16 del Real Palermo. Ora ha cercato Cassarà e poi Basile, in mezzo a due, trova lo spazio per la giocata, ancora in mezzo vorrebbe passare Cardella, non riesce all'intenzione, palla tolta dal New Team. Di Vita. Lotta ancora il New Team, deve difendere il gol di vantaggio finché lo sta facendo nel migliore dei modi. Palla in avanti Di Vita, in pressione su Stagno, è lui che porta palla al piede, il capitano del Real Palermo. Allarga bene sul lato Basile, in mezzo vorrebbe ancora scambiare, trova Stagno, chiudono 1-2, porta uno in avanti, così mi sembra brancato. Stagno abbracciato da Carelli, non c'è niente per l'arbitro che lascia giocare, poi Padogano fuori dall'aria, aspetta questa palla per velocizzare la ripresa, vuole ora provare il tutto per tutto Real Palermo, Marfi anticipato la falsone. Ci sale, arbitro!
Lopiano si appoggia, Salerno cercato sul lato di destra Corsino, poi palla buona evitante verso la corsa ancora di Lopiano, mentre sale a sinistra Falzone, si gioca su quel lato, palla fuori misura, di facile lettura per Benfante che era lontana. Salerno 65esimo quasi sul cronometro, siamo nell'ultimo quarto d'ora di gara, ancora 2-1 per la formazione ospite. Tumminelli va in mezzo e ora Carelli che apre, Salerno si allarga sotto la sua posizione iniziale, va in mezzo Salerno, torna la testa di Gennaro che fin qui sta svolgendo bene il ruolo di centrale di difesa. Ora si va pure a sovrapporre, portano in avanti così Real Palermo. D'Amico vuole il lancio, Cardella può chiederci, abbatte fuori dai pali, Cardella cerca di toccarla, manda larghissima, brutta questa esecuzione di Cardella contro il portiere, ha cercato di scavalcarlo con un pallonetto, termina per mandarla larghissima, rinvia dal fondo. Rinvia dal fondo per il New Team. 65esimo, 15 al minuto numero 80, 15 allo scadere del secondo tempo regolamentare. Segnava pure mio cugino Mentre c'è cambio in porta nera al Palermo. Fuori Padogano, dentro in maglia numero 12 Gianluca Lentini che prova a dare le cariche suoi. Cambia in porta, sembrano essere esauriti le istituzioni di mister Brancato. Allontana Cassarà, rimessa laterale New Team. Paternostro subisce fallo e calcio di punizione Real Palermo. Conè velocizza ma sa da rettificare la battuta del calcio di punizione. Fiscale qui l'arbitro che lascia sistemare la palla per il calcio piazzato. Vai a papà. Va lungo Stagno, la recupera Tumminelli che vorrebbe andare in avanti ma fuori misura, di testa va Stagno. Cassarà gioca ancora sulla top opposta e Cassarà, Paternostro prova a girarla, si lotta sulle esterne, quindi il Real Palermo con Cardella che non riesce ancora a tenerla. Ultimo uomo, Gennaro, la manda più in avanti che può, Gennaro, sponda di D'Amico, può prenderla pure Marfia in ombra in questa ripresa, ha toccato pochissimi palloni Marfia, si è giocato sul lato di sinistra principalmente. Carelli, Benfante insiste, controlla e lancia, spazza via la difesa del New Team. Gennaro a ribattere e mandare in avanti, Carelli arriva prima, capitano del New Team e Caltanissetta, il 10. Ancora Carelli, apre bene sul lato, palla verso Lopiano. Lopiano entra dentro il campo, alza la testa, vede chi servire, cerca la sventagliata totale verso Salerno, palla invitante, riesce a metterla giù dopo 3 rimbalzi. Salerno sterza, manda fuori tempo Basile. Salerno ancora dentro l'area, non c'è nessuno che può prenderla, soltanto Lentini che blocca, chiamando i suoi a prendere campo. Lentini lungo, oltre la metà campo. C'è un buon controllo che legge qui, mette giù questa palla del New Team, manda in avanti nuovamente Stagno e ora Basile. Basile, colpetto, va in anticipo, continua a insistere, palla che rimbalza la Cardella, timido, qui sull'arrivo aspetta che la palla arrivi prima e poi trova l'anticipo. Gennaro allontana, ora sta rischiando un po' il Real Palermo portando uomini in avanti ma scoprendosi un po' dietro. Cone va a vuoto, si gioca sul lato, una posizione irregolare, fuori gioco del giocatore del New Team. L'arbitro ferma il gioco rassegnando la palla in favore del Real Palermo. Gennaro va a vuoto, occhio, rischia, perde palla, gliela stappa il giocatore avversario, quindi Nicolò Di Vita, oltre che decide il primo gol di questa gara. Serve Lopiano, va in mezzo, vorrebbe servire compagni, Gennaro in copertura, tocca, Lentini riesce a bloccare, sì, con uno qui Gianluca Lentini, il 12, il secondo portiere del Real Palermo appena entrato in campo. Lentini, Salerno arriva prima, altro lancio ancora, questa volta in verticale. Gennaro di testa allontana Conè, riesce a metterla giù dalla punta, Salerno va in avanti Conè. Marfia riceve, vorrebbe lanciare verso D'Amico, la ritrova,
D'Amico contro Falzone, palla in avanti, deve arrivare Paternostro, occhio c'è Tuminelli in copertura, raddoppio di marcatura, allontana via Tuminelli più che può, rimessa laterale per il Real Palermo che prova a insistere in questa finale di gara, prova a insistere in questi ultimi 10 minuti di partita. Si gioca, Real Palermo la palla tra i piedi, cercate il cross al suo di rigore, D'Amico ci ha provato, ci ha riprovato D'Amico a segnare il secondo, si resta ancora un gol di distanza quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita, minuto numero 70, si andrà fino all'80esimo, ancora 2-1 in Caltanissetta, con D'Amico che prova pure a pareggiarla ma non riesce fin qui, rinvio dal fondo, con Abate che non ha fretta di battere. Tempo arbitro! Mentre è pronto un altro cambio nel new team. Dentro Monreale al posto di Falzone, fuori Falzone, dentro Monreale, questo è il cambio nel team Caltanissetta. Signore, tempo, signore! Si può giocare e con l'effettuare il cambio esce Umberto Falzone, mai numero 14, entra mai numero 34 Stefano Monreale. Ora in avanti, cerca Di Vita la giocata, riesce a orientare verso il lato di sinistra, tornando però Basile. Ora Salerno, ancora Di Vita, lo segue Gennaro per le braccia, protegge l'uscita del pallone, se ne è stata questo rinvio dal fondo, il numero 13 in maglia rosanero era al Palermo. Lentini lateralmente sul lato, troppo frettoloso, qui non è arrivato in tempo per tornare in posizione Basile, sarà rimessa laterale new team. Mentre un po' sgonfio il pallone, ci sarà cambio, eccolo qui, rimessa laterale per il new team Caltanissetta, pronto con le mani ma il numero 40 Tuminelli. Allontana Basile, Tuminelli ancora, alza la testa, prova a saltare gli uomini, torna ancora su quel lato ma recupera Basile, in avanti Real Palermo, cerca Andrea lungolinea, Cardella lascia lì, sbaglia solo il passaggio e riesce a rimettere successivamente. Marfia apre sul lato, Basile anticipato, però arriva prima il difensore avversario mai numero 6 che chiude, ottima qui la copertura di Michele Scarfia. Poi c'è fallo in mezzo al campo, Carelli ha subito fallo e calcio di punizione per il team Caltanissetta. Si gioca Salerno, vuole andare lì dell'aria, tutti scavalcati, resta lì la palla in discussione, poi prova a strappare così Di Vita, trova la lettura di Stagno, l'unico punto saldo di questa difesa, poi si trova questa rimessa laterale che è in favore del new team, però occhio che è già ammonito. Palla in avanti, si arrampica Benfante, vorrebbe andare lungo, trova Salerno, superato Marfia, oggi non dentro la gara Marfia, non riesce a incidere come al solito. Basile di testa, resta lì allontana Basile, vorrebbe andare dai compagni dentro Paternostro, che è la corsa di Cardella, arriva pure D'Amico, Cardella, chance al Palermo, ci prova D'Amico a restare con la palla a tre piedi, scambia ancora con Cardella, palla un po' sporca, la tiene dentro, ma svanisce un po' e resta il contropiede in avanti dal Palermo. Paternostro di prima, allontana Scarfia, Carel e ora
riconquista la palla il New Team. Conè va a sporcare, Basile sul lato, Paternostro ancora, vorrebbe i compagni in area di rigore, resta ancora la palla dubbia, incerta R2, resta in possesso per il Palermo che riesce a girarla. Benfante può pensare al destro, è un cross, tocca ad Amico, resta lì tanta confusione in mezzo al campo, che al tiro Basile alla palla sul destro, va giù, c'è fallo e invece no, lascia giocare l'arbitro lascia proseguire il gioco, c'è stato il contatto era di rigore plateale, ha lasciato proseguire tra le proteste di tutto il Real Palermo che ora continua a crederci. Paternostro recupera Scarfia, al momento del tiro viene messo giù Basile, l'arbitro non vede nessuna irregolarità, lasciando proseguire il gioco quando mancano 5 minuti esatti al minuto numero 80. E queste sono le proteste di mister Luca Brancato nei confronti del direttore di gara. Cioè si vedeva che era rigore. Tutto fallo. Carelli, Conè, in avanti la manda via Cassarà, cerca di tenerla ancora il Palermo. Conè orienta sul lato di sinistra, quello che funziona meglio di questa gara. Paternostro la perde, ora Conè deve tornare, occhio ancora a correre in mezzo al campo. Conè, inesauribile l'energia del numero 8 del Palermo, la tiene dentro Cassarà, non per l'arbitro, rimessa laterale per il New Team Caltanissetta. Palla in mezzo al campo, resta lì, vorrebbe trovarla qui Marfia, manca il controllo, chi la toglie, Scarfia il giocatore avversario. Ora prova a sterzare, buona la giocata, orienta verso dentro il campo, Carelli controlla un po' lungo, deve rivedere Benfanta, lo fa bene la palla, resta via in area di rigore, non controlla bene Di Vita. Ora Marfia vuole andare centralmente, non riesce ad andare da Mattia D'Amico. Benfante deve chiudere lo spazio per la giocata. Gennaro, Conè di testa prolunga, ancora Marfia la fa volare in avanti, Cardella va a dare densità, sarà rimessa laterale per il Palermo. Resta laterale al Palermo, Benfante e poi D'Amico, Mattia D'Amico col mancino, vuole andare in mezzo, non riesce, Salerno chiude, si sta difendendo perfettamente lì dietro il New Team, con un contatto però che resta ancora dubbio lì entro la di rigore sul tiro, sull'occasione di qualche minuto fa dove Basile è stato messo giù in area di rigore, poi tiro altissimo, lancio nettamente fuori misura, rinvio dal fondo per il New Team Caltanissetta senza fretta di battere. Signora, stia zitta, signora. 2 minuti all'80°. Vedremo quanto lascerà recuperare il direttore di gara. Anticipato D'Amico, palla in avanti, Monreale alla meglio, riusciamo a mandarla via, ma c'è Stagno che mette giù, occhio, su di lì arriva Corsino che porta l'errore all'avversario, rimessa laterale New Team. Corre Di Vita contro Stagno, si trattengono i due, Di Vita ancora spara la porta, cerca lo spazio per la giocata, Carelli trovato, passa su Conè, c'è contatto, l'arbitro non fischia, qui c'era pure forse qualcosa da rivedere, riesce a compensare in qualche modo. Ora in avanti Paternostro, vorrebbe lanciare verso D'Amico che manca il controllo e poi spazza il New Team. Palla ancora da terra, si lotta Marfia, gioca la terra, non c'è niente per l'arbitro, Cardella e poi Paternostro, Cassarà, ultimo minuto, 79°, vorrebbe andare Cassarà, non riesce, Conè arriva prima, è lui che la va a prendere, Davide Conè in mezzo al campo, alza la testa, trova Marfia, controlla col destro, un po' statico, si lascia anticipare da Salerno, sembra essere dolorante, rigassa laterale al Palermo. Dai Marfia!
D'Amico contro Monreale, qui non vediamo, passa meglio D'Amico ma commettendo fallo. Calcio di punizione per il New Team Caltanissetta, fallo commesso ai danni di Stefano Monreale. Quattro minuti di recupero assegnato al direttore di gara, si giocherà fino all'84esimo. Gennaro in anticipo, Conella a favore via. Altra palla allontanata ancora, si gioca, Basile mette giù, arriva l'uomo dietro per recuperare. Paternostro, prende posizione contro Tuminelli, sbraccia un poco. Cardella, poi dietro ancora Paternostro, entrata di rigore, occhio D'Amico, ci ha provato, palla che passa, resta via Basile. Deve tenerla dentro Basile, a rimorchio resta Benfante, altro cross dentro per la girata di Cardella che non impatta. Conè, va lì Conè, confusione per il possesso. Gennaro deve riflettere, andare con calma, ancora Gennaro sterza bene, orienta bene il controllatore da Stagno, il capitano. Carelli, capitano avversario, si gioca in avanti, si sovrappone ancora il numero 10 mentre continua a portare, ora imbucata verso Carelli. Arriva l'uscita di Lentini che senza dubbi riesce a bloccare. Gennaro alza una palla campanile, difficile da mettere giù. Ancora Conè, cerca di passare, cerca di insistere. Davide Conè, palla messa in avanti, resta lì, deve allontanare Stagno, la chiama Lentini, è lui che la blocca. Gianluca Lentini, quando siamo oltre il primo minuto di recupero, si giocherà per altri 3 fino all'84esimo, ancora 2-1 di Team Caltanissetta che fin qui sta blindando al meglio il risultato trovato nel primo tempo, 2-1. D'Amico spara la porta, cerca il tiro, blocca Abate e poi va giù senza fretta Francesco Abate. Pallunga Abate, Stagno, Lentini svirgola un poco, occhio questa palla che resta buona per il New Team, recupera Conè, ancora perfetto sulla palla, potrebbe correre per un'altra partita. Ora Paternostro, secondo minuto di recupero che va. Cassarà gioca sul lato di Benfante, Salerno in copertura, sporca questa palla, D'Amico subisce un colpo, c'è fallo, calcio di punizione per il Real Palermo, calcio di punizione rossa nera per i padroni di casa. Pronto al cross Benfante, noi concentriamoci all'interno dell'area mentre Abate ne chiama 2 in barriera. 1:20. Benfante va dentro, prova il cross, tocca Paternostro, non resta nessuno disponibile per impattare, ma la palla potrebbe restare in campo, vediamo se è così. Scivola Gennaro, Stagno la tiene viva, c'è Conè rimorchio, occhio la perde, deve tornare Conè, si invola solo contro il portiere qui Lopiano, è lui che va in avanti, porta palla, il 39 del team recupera Conè, ora mette pressione, ripartenza New Team Caltanissetta, soltanto Salerno a rimorchio, cerca di rigore, non c'è nessuno chiaramente, ma l'allontana e guadagna secondi preziosi per i compagni, quando siamo entrati negli ultimi 40 secondi di gara, 2-1 New Team Caltanissetta. Stagno, 30 secondi all'84esimo, Salerno in avanti il New Team per chiudere in avanti, vuole giocare sul lato, se la porta fuori non ha fretta qui Lopiano. Guardate che spettacolo che ci regala il cielo mentre restiamo in campo. In avanti Salerno, Gennaro non lascia passare niente, ma mancano 10 secondi, arriva il fischio del direttore di gara che fa giocare 4 minuti esatto da quando l'ha segnato, e questa è la festa del New Team che riesce a trovare 3 punti preziosissimi in casa del Real Palermo, vince la formazione di Caltanissetta, trova il 2-1, mantiene il risultato dell'intervallo, non basta poi la rete
dall'accorciata distanza di D'Amico. Termina così 2-1, minuto in Caltanissetta. Real Palermo non riesce a trovare i 3 punti oggi, lo fa la formazione ospite. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione e per la strada passata insieme. Un saluto e alla prossima da Filippo Alongi e grazie sempre.